Paramount Plus sta dicendo che molti tifosi se ne stanno andando. Questo si aggiunge poi allo stadio silente e alle mazzate che mi sono arrivate, discorsi di mazzate tra di noi in curva B, roba di cui bisognerà parlare. Dai amici bellini, dai! La formazione beccata 11 su 11, non c'è dubbio. E vediamo, insomma, stadio silente, lo dobbiamo capire. Stadio facente. Il lancio lungo su Giroud. E questo fanno. Bravo Di Lorenzo, vai, vai, vai. Vedi Leao che deve fare fase difensiva. Bravo! Simeone. Attenzione, Palmeret. E che ammazza. I rimpalloni. Bravo Politano, fatelo, fai a Teo Hernandez. Vai. Bello Zelinski, Simeone. Bravo anche... quasi. Di Lorenzo. Bravo Simeone. Se n'è andato a Kvara. Doppio. Oh, anche sai, hai fatto tatà che piedi, tatà su zai giocare. Anche sai, hai fatto tatà. Politano. Una palla tipo quella per Osimhen, bravo Simeone. Ci siamo quasi. Madonna mia, perché Leao sta là? Perché Diaz ha fatto una cosa incredibile. Va bene. Giroud che fa così, che siamo i campioni d'Italia. Mai fallo di mano, proprio petto, proprio si vede proprio il pettorale. Oh no, male la difesa. Malissimo la difesa. Vedo difesa molto distratta. Vedi, Mario Rui che si va a marcare si va a marcare Giroud. Ma cosa significa il raddoppio di marcatura su Giroud da parte di Mario Rui? C'è Kim. No! E poi pure la deviazione di Kim sul tiro. Ma non è possibile, proprio una lettura sbagliata, un'idea sbagliata. Bravo Kvara, eccolo là, il cross di Mario. Prima. Lobotka! C'è Dida in porta, c'è Dida. Vai Kvara, vai, te lo sei fatto, vai. Mario. Anch'issa, meglio. Queste palle difficili, meglio. Bravo Anch'issa, dai. Giroud. Questo è giallo, Giroud che prima dà una ginocchiata a Mario Rui e mo bravo Zelu, dai. Bravo Mario. Niente. E qua chiama il fallo e lo ammonisce pure. Bellissimo. Questo è proprio un dipinto dell'arbitro. Fallo non chiamato su Mario Rui, poi il fallo. Ha pigliata la manata. Se l'ha pigliata. Ancora una bella comitata di Leao su Politano. Non chiama niente. Vai Anghissà. Che strano movimento ha fatto Politano proprio incontro al difensore. Vedi, e questo fallo su Di Lorenzo di Teo Hernandez secondo me è molto leggero. Questo qua per esempio si poteva anche non dare. Mamma mia, Di Lorenzo gliela ridai a Teo Hernandez. No, Politano. Zelinski, bellissimo di sinistra. E va bene, un primo tempo dove non ce n'è andata bene una, onestamente, ma i like, ecco qua. E quando non vi lasciate i like, questo succede. Va bene. Ma dai Anghissà, dai, mi devi dare di più. Non ha dato l'angolo. Bravo Politano, vai. Di Lorenzo. Madonna mia, che hanno combinato. Bravo Lobotka. Vai Simeone. Chissà.
Niente di meno del controllo l'hai data a Tonali, se la lasciavi guarda il Rapuano che si marca lo vodka. Vai Kim. Maronna Michele. Maronna mi stava segnando Mario Magnan, quante parate vuoi fare? Bella Rui, eccolo. Di Lorenzo. Dai Politano, stai facendo buoni cross. Leao ha fatto un gol bellissimo. Perché è giusto così, perché tutti in avanti, perché loro giocano in contropiede e Leao ha fatto un gol bellissimo. Non credo ci fosse fallo su Zielinski, non credo. E non credo che Meret poteva fare meglio, ha tirato una botta. Spalletti, cambiamo qualcosa? Che dici? Non lo so, Raspadori se sta bene, almeno Elmas, Lozano. C'è un buco a centrocampo incredibile. Ecco qua, mamma mia, il miracolo di Meret sul fuorigioco. Ma non c'era il fuorigioco. Non c'era assolutamente il fuorigioco di Giroud, miracolo di Meret. Saelemaekers che si scarta tutta la squadra. Saelemaekers che si scarta tutta la squadra. E così diventa pesante. Così diventa pesante. Perché se con l'Inter diciamo sì, però la squadra difensiva hanno indovinato il gol e con la Lazio hanno indovinato il gol, così diventa pesante. Perché questo non è il mio Napoli. Vai Lozano. Ha spinto proprio a due mani. Eppure è pericoloso perché lo spingi a... No, ma quando ne prendi 4 non puoi più parlare dell'arbitro. Che Teo Hernandez è scorretto, lo sappiamo benissimo. Ma non si può più parlare dell'arbitro. Hanno perso il diritto all'alibi. Proprio ci fanno come il burro oggi, mamma mia. Saelemaekers, basta! Ma veramente! Se ne scaltati altri 3! Meret ha costretto la parata Meret! Paramount Plus sta dicendo che molti tifosi se ne stanno andando. Questo si aggiunge poi allo stadio silente e alle mazzate che mi sono arrivate, discorsi di mazzate tra di noi in curva B, roba di cui bisognerà parlare. Te ne vai. Facile tifare per il Napoli quando si vince, e quando perde che devi tifare per il Napoli. Bello Anghissà, dai Raspadoro. Che brutto far entrare Juan Jesus, il rinnovo, sai, uno se lo doveva la luce. Fare entrare Juan Jesus su uno 0-4 è pure brutto. Oh belè, che stai combinando? Non l'ha perso però. Sapete che mi sta piacendo di più Anghissà regista? Elmas, Nasser. Più fare entrare Bakayoko vuol dire proprio che vogliamo dare anche il gol de Catalane? Proprio perché ci troviamo facendo regali, la beneficenza assoluta. Ecco qua, un po' di contropiede. Raspadori, bravo! Fallo! E che cacchio! No, non da parate Meret! Anghissà. Va bene. E qua poi comincerà la cosa, la sconfitta in dolore, le cose. Io la sconfitta l'accetto pure, però in questi termini ne dobbiamo parlare live. Da New York Valero Fluido è tutto, si resta nelle sconfitte, non se ne va, si resta. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.